Il 2014 potrebbe portare un'imposta di registro per il trasferimento di immobili anche tra coniugi che si separano consensualmente. Dal 1 gennaio 2014 gli effetti di una separazione o di un divorzio consensuale potrebbero costare molto di più. A lanciare l'allarme da Treviso è l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. L'incognita deriva dal decreto legislativo sul federalismo fiscale che, con un cavillo di difficile interpretazione, potrebbe cancellare le agevolazioni tributarie per il trasferimento di immobili tra coniugi che decidono il divorzio o la separazione consensuale. E così potrebbe esserci un'imposta di registro del 2% del valore se il trasferimento riguarda la prima casa e del 9% invece su di un'altra abitazione. Questo anche se l'immobile viene donato al figlio. Avvocati e notai avanzano una richiesta ben precisa. La chiarezza che i cittadini stessi ci chiedono quando si rivolgono a noi notai, di previsioni di spesa, di trattamento fiscale, e quindi è auspicabile un intervento chiarificatore o dell'Agenzia delle Entrate o degli organismi politici a ciò preposti, a tutela della realtà sociale di queste famiglie nel momento della loro disgregazione. Sono delle difficoltà di tipo economico molto importanti, perché le famiglie dovrebbero investire in imposte quel che attualmente destinano invece al mantenimento dei figli, al pagamento del mutuo. Insomma, nelle famiglie normali si devono fronteggiare spese che invece non sarebbe più possibile fronteggiare, perché bisognerebbe far fronte a pagamenti d'imposta. Ridotto